Salvatore Moncada sul tetto di un suo stabilimento a Porto Empedocle. Indagini a mio carico infondate. La Procura di Agrigento, massima disponibilità ad ascoltarlo, come per tutti gli indagati. Al mattino di oggi a Porto Empedocle l'imprenditore nel settore delle fonti di energia rinnovabili, Salvatore Moncada, è salito per protesta sul tetto di uno dei suoi capannoni industriali ad un'altezza di circa 15 metri. L'iniziativa è scaturita a seguito di alcune perquisizioni a suo carico effettuate 3 giorni addietro dalla Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica di Agrigento nell'ambito di indagini dal contenuto al momento non specificato. Sul posto sono intervenuti per ovvie ragioni di sicurezza vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Salvatore Moncada, poco meno di 2 mesi addietro, ha presentato un esposto al Ministero della Giustizia, alla CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Repubblica Mattarella e alla Procura di Caltanissetta per contestazioni di carattere giudiziario che gli sono rivolte e che, a suo avviso, sono prive di fondamento. Salvatore Moncada dal tetto ha dichiarato: «Sono pronto a tutto, voglio risposte, altrimenti l'esito sarà scontato». A fronte di ciò la Procura di Agrigento ha diffuso una nota in cui si legge: «Con riguardo alle pubbliche rimostranze poste in essere dall'imprenditore Salvatore Moncada, si ritiene opportuno chiarire e ribadire». Fermo restando la qualità di persona sottoposta ad indagini dell'imprenditore Moncada e sottolineata la circostanza che la disposta misura cautelare del sequestro preventivo di somme per oltre 6 milioni di euro è stata confermata in ultimo anche dalla Corte di Cassazione, l'ufficio della Procura, come per qualsiasi altro indagato, rimane sempre disponibile ad ascoltare tutte le argomentazioni e tutte le ragioni che l'imprenditore Salvatore Moncada, con l'assistenza o per il tramite dei suoi difensori, riterrà utile esporre a proprio beneficio ed interesse. Mi hanno chiamato e ho trovato il mio cliente, il geometra Moncada, che peraltro conosco da tanti anni e seguo da tanti anni, che ha fatto questo gesto, che evidentemente è il gesto di un uomo disperato posso presumere, da oltre 10 anni di vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto, tutte ad oggi conclusesi con archiviazioni o con soluzioni, a parte ovviamente quelle che sono oggi pendenti. E ci sono delle attività giudiziarie che lui ha evidentemente ritenuto ingiuste e che hanno, almeno così diceva, ritiene che ledano in maniera irreversibile l'onorabilità sua e della sua famiglia. Su tutte queste vicende posso dire che noi, ravvisando delle stranezze, delle circostanze particolari, abbiamo già avanzato un esposto al CSM che è stato inoltrato anche al Ministro di Grazia e Giustizia, al quale è stato chiesto anche un intervento ispettivo ad Agrigento sul comportamento sulla gestione di alcuni fascicoli, e anche alla Procura di Caltanissetta per valutare la ricorrenza di ipotesi delittuose. Sicuramente è il gesto di una persona che è stanca, esasperata e che, essendo una persona onesta e sentendosi una persona onesta, non vuole che la propria onorabilità sia messa in discussione da vicende giudiziarie che lui ritiene assolutamente infondate. Per la verità, anche come ho detto, la mancanza di un esito negativo o positivo, certo, secondo i punti di vista nei suoi confronti, giustifica questo suo atteggiamento. Per il resto non so effettivamente cosa aggiungere, se non il dispiacere di vederlo lì sopra, e il dispiacere che riguarda non solo lui ma anche la giustizia e l'amministrazione della giustizia. E adesso ascoltiamo lo stesso Salvatore Moncada in occasione di un suo intervento registrato sul tetto. Sono Salvatore Moncada, ho 58 anni e 59 anni, scusate, sono un imprenditore di Agrigento. Penso che molti di voi mi conoscono e sanno che sono una persona, a parte alcuni denigratori, una persona seria e che quando dice una cosa la fa. Mi trovo in questo momento sopra la foresteria della nostra area sportiva a Porto Empedocle e ho già comunicato chiamato il prefetto, ma il prefetto non rispondeva, ma ora faccio una comunicazione pubblica, a parte il fatto che la questura è al corrente di questa situazione,
che avendo ricevuto in continuazione violenze da parte di un PM, non perché sta indagando su di noi, perché noi non ci vogliamo esimere da indagine, da tutta una serie di situazioni, ma questo PM si chiama Caputo, il giudice ragazzino Caputo, in combutta con il dottore Salvatore Vella, e da 10 anni che indagano su di noi. Ovviamente se dico che sono incensurato, questi 10 anni di indagine non hanno portato a niente, ma è 10 anni che sono sotto intercettazione telefonica, sotto denigrazioni continue, sotto azioni cautelari continue. Sì, la foresteria non è molto alta, sono 15-16 metri, però presumo che materialmente dipende come vi getto. E materialmente un effetto l'avrà sulla mia persona, e tale mia reazione è data soprattutto perché abbiamo presentato degli esposti al CSM, al Ministro di Grazia e Giustizia, alla Procura di Caltanissetta. Abbiamo presentato esposti per estorsioni da parte di nostri ex collaboratori in continuazione, e non riceviamo da un lato nessuna tutela nei riguardi che sono quelli dei nostri diritti. Ripeto, noi vogliamo essere giudicati, perché il fatto che io faccio l'imprenditore da 23 anni, che a 60 anni sono ancora incensurato, significa che materialmente ho fatto l'imprenditore in modo onesto, e molti di voi, di quelli che mi conoscono, sanno perfettamente che cosa ho fatto io per la mia città, soprattutto anche per me, e così via. Quindi saluto la mia collettività, perché se non avrò questa risposta l'esito sarà abbastanza scontato.